Vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 8 febbraio 2022. Cominciamo subito la nostra puntata, abbiamo diciamo così ceduto 30-35 minuti del nostro tempo, molto volentieri, all'intervista che avete appena ascoltato che Giulio Cainarca ha condotto insieme a Matteo Salvini, e adesso iniziamo subito la nostra trasmissione. Voglio presentarvi il nostro ospite del nostro Faccia a Faccia. Ci scusiamo per qualche minuto di ritardo che abbiamo avuto. Fausto Biloslavo, 60 anni, friulano di Trieste, giornalista di guerra, scrive per i quotidiani Giornale, Foglio, Settimanale Panorama. Sul campo sin dal 1983 è stato in Afghanistan, passando per Uganda, Angola, Filippine, Sudan, Bosnia, Ruanda, Yemen, Kosovo, Iraq e Libia. Sempre attivo nelle aree di conflitto più importanti del mondo, Fausto si è occupato anche dei due Marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Da ultimo ha pubblicato di recente sul Giornale un servizio sugli italiani detenuti in attesa di giudizio all'estero. Cominciamo con questa provocazione, Fausto, dandoti il benvenuto e ringraziandoti del tuo tempo. Loro non sono Patrick Zaki, per cui chi se ne frega? Sì, buongiorno e grazie. Mi permetto solo di dire triestino del Friuli Venezia Giulia, perché ci teniamo. Certamente. da queste parti. Loro non sono Patrick Zaki, eppure sono tanti, eppure sono italiani. Ovviamente nulla toglie al fatto che ci mobilitiamo, ci diamo da fare, insomma, con un occhio di riguardo rispetto a uno studente che frequentava l'Università di Bologna, che rimane pur sempre però un cittadino egiziano, e che per fortuna anche è stato liberato, e poi vedremo insomma se concluderà la sua vicenda giudiziaria, alla fine penso tornerà in Italia. Però stona insomma il fatto che per uno studente egiziano ci sia tutta questa mobilitazione mediatica, della politica, del Parlamento, che insomma vuole concedergli immediatamente la cittadinanza italiana, e anche poi del governo stesso, seppur con qualche timore, con qualche remora. Per esempio la nostra ambasciata è mobilitata ed è sempre presente, sono sempre presenti alle udienze i diplomatici italiani, tra l'altro non solo. Giusto, ma è ingiusto che invece non ci sia altrettanta attenzione, altrettanti riflettori accesi, altrettanta mobilitazione per i casi di cittadini italiani, italianissimi, in giro per il mondo, che sono rimasti spesso incastrati nelle galere in giro per il mondo, che professano la loro innocenza, o che è evidente insomma che si tratta di una sorta di ricatto locale. Sono oltre 2000 gli italiani dietro le sbarre all'estero, in gran parte nell'Unione Europea, ma poi ci sono anche dei casi assolutamente eclatanti, insomma, di cui probabilmente parleremo, no? Certo, infatti tu hai accennato nel tuo pezzo a Marco Zennaro, che è in Sudan, l'accusa sarebbe di frode. Ad accusarlo, pensate, è un fiorellino
perché è lo zio di un generale sudanese a capo delle forze irregolari che appoggiano la giunta militare in Sudan dopo il colpo di Stato del 25 ottobre, questo per garantire l'equità di giudizio. Poi Chico Forti, che da 22 anni è in un carcere degli Stati Uniti d'America, condannato all'ergastolo fino alla morte. E pensate che ci sono nel mondo 2024 nostri connazionali in attesa di giustizia, la maggior parte nell'Unione Europea, sono 1489. Tra l'altro tu suggerisci la lettura di un libro, io credo illuminante, Prigionieri dimenticati, italiani detenuti all'estero tra anomalie e diritti negati, il libro appunto di Katia Anedda. Ecco, nel caso appunto del povero Zennaro poi sembra una vicenda degna veramente di Kafka, di uno di quei suoi interminabili processi, tipo ad esempio nella colonia penale, dove c'è questa macchina del giudizio che con degli aghi di vetro scrive il testo della sentenza sulla pelle viva del condannato, che è messo a pancia in giù, che è messo prono. Ecco, ma perché non si riesce ad aiutare questi nostri connazionali? Perché non riusciamo a riportarli in Italia? Ma dunque, forse perché appunto sono italiani di serie B che non sono finiti dietro le sbarre per aver scritto sui social contro il regime di turno e quindi non sono coccolati da una certa parte politica, soprattutto la sinistra, non sono finiti in carcere in Egitto, dove abbiamo il dubbio buco nero ancora da risolvere del caso Regeni. Però per esempio il povero Zennaro insomma è finito prima in carcere, poi adesso di fatto agli arresti domiciliari, cioè non può lasciare il paese, in Sudan, dove al comando c'è un regime golpista. Giustamente hai ricordato insomma che la sua storia di accusa vera e presunta di truffa e cose di questo genere è legata anche a un miliziano che è parente di uno insomma dei comandanti più famosi che appoggiano i golpisti, e quindi già questo insomma dovrebbe farci un attimo drizzare le orecchie e mobilitare almeno un po'. Però la verità è che è un caso totalmente dimenticato, perché in fondo si tratta di cosa? Insomma, un problema di soldi, di forniture e così via. Però ci sono anche delle similitudini, almeno nelle tempistiche diciamo burocratico-legali, anche nelle piccole trappole legali col caso Zaki. Il caso Zaki, per esempio, ancora adesso ci si strappa le vesti perché è stato da tanto tempo in carcere, poi adesso doveva esserci la sentenza, non c'è ancora stata e così via. Sto povero Cristian Zennaro è là da un anno e speravano lui, suo padre, insomma la famiglia, di risolvere la questione, o quantomeno di avere un'idea chiara insomma di quale sarà il futuro immediato di questo giovane imprenditore a fine gennaio. E a fine gennaio di nuovo la giustizia alla sudanese maniera ha ribaltato tutto, ha rinviato tutto ad altri tribunali e però dico, nessuno ha fatto un titolo di giornale, no? Nessuno si è mobilitato. Sì, certo, la nostra rappresentanza diplomatica fa il possibile, ma se non sono accesi i riflettori dei media e anche e soprattutto dell'opinione pubblica, questo è un caso di serie B, è un caso relegato nel dimenticatoio, come ce ne sono altri. Poi insomma, forse il caso più famoso è quello di Chico Forti, appunto. che professa la sua innocenza da sempre, fin dall'inizio, che però si è già fatto decine di anni di galera negli Stati Uniti e ricordo che il ministro degli esteri Di Maio, se non sbaglio oltre un anno fa, aveva annunciato ad Urbi e Torbi che il caso Forti era risolto fra virgolette, nel senso che chiediamo una cosa semplicissima che è assolutamente prevista ed è già stata applicata, ovvero sia che questo italiano che si professa totalmente innocente, ribadiamolo, almeno riesca a scontare la pena che lui, a fine pena mai, cioè un ergastolo fine pena mai praticamente per gli Stati Uniti, almeno riesca a scontarla e a tornare in Italia.
tra l'altro l'abbiamo già fatto, no? Con Silvia Baraldini, estremista di sinistra, giusto o sbagliato che sia stata condannata, ce la siamo riportata in Italia con il volo di Stato e anche là, forse perché magari la Baraldini è più di sinistra e magari Chico Forti no, io non so come la pensa Chico Forti, ma sicuramente nonostante ci sia una mobilitazione da parte anche di esponenti del mondo dello spettacolo, si vede che non è abbastanza, non ha il pedigree giusto, insomma, non lo so, e quindi Chico Forti rimane negli Stati Uniti con, dopo l'annuncio vittorioso di Di Maio, la ministra Cartabia che proprio a gennaio intervenendo al Parlamento ha invece tristemente ammesso che il caso è complicato e che ancora non se ne viene fuori, insomma. Ecco, quindi siamo di fronte, però ripeto, anche Chico Forti, forse perché che è da tanto tempo che langue nelle galere d'oltreoceano, insomma è anche lui un po' un caso di serie B, insomma, perché chiaramente nelle galere d'oltreoceano non c'è un Al-Sisi, ex generale, dittatore al potere, no? C'è certo. l'amministrazione, c'è l'amministrazione americana e quindi insomma chi se ne frega fondamentalmente, no? C'è la democrazia, tutto funziona, e allora occupiamoci del giovane cittadino egiziano e diamo addosso ad Al-Sisi, insomma, che poi questo è il punto, legato anche al fatto comunque ignobile, insomma, della fine tragica e delle torture subite da Giulio Regeni. Certo. Fausto, c'è una telefonata per noi allo 0266203529. Potete mandare anche i vostri WhatsApp che dir si voglia al 346 642 7756. La prendiamo subito. È pronto? Chi è là? Eccoci qua, sono Walter. Ciao. Uela, ciao, buondì. Uela, ciao anche a te, soprattutto al giornalista, insomma, ecco, come dire, io volevo porre l'accento su queste questioni, ma anche allargarle. Che noi dobbiamo anche smettere, noi uomini liberi, come dire, di pensare che la sinistra, come dire, è un'avversaria. Come dicevo a volte in qualche altro mio piccolo intervento modesto, da settantenne che ha girato anche il mondo, che ha visto come vanno le cose in giro a suo tempo, e da persona libera, e quindi ecco perché voto Lega da quando ho fatto l'impatto ancora con Bossi a Venezia. Ma allora allarghiamo un attimino il ragionamento e vediamo di far insistere anche i nostri parlamentari, i nostri deputati, quando sono in televisione, di iniziare a parlare, come dire, facendoli invertire il ragionamento dell'intervistatore, dalla Gruber a Porro a chiunque esso sia, e cominciare a parlare anche delle ingiustizie di sinistra, che in qualche modo si attacca costantemente per provocare. Ho visto una provocazione anche ieri sera con la Doroni, lì come si chiama, del PD, su cose, su persone che sono state scagionate e hanno dedicato a loro un mini trafiletto, le hanno prima rovinate, perché loro non hanno avversari, quelli della sinistra, non sono nemici, vengono eliminate con la magistratura, e quando sono scagionate non si scrive niente sui giornali. Insistere che anche la Verità ne parli di queste cose, perché sono ingiuste, ne parli, dobbiamo, perché la libertà è anche questa, è legata anche a una forma di buonsenso. Le ideologie sono terminate, è iniziata l'era del buonsenso, però se noi non cominciamo come uomini appartenenti non a un centrodestra, come uomini appartenenti al senso di libertà e di giustizia, a denunciare queste cose ogni volta che ne abbiamo l'occasione. Perché non si può. Io abito qui vicino a Fiumicello e a Cervignano, dove c'è il caso Regeni, e io ti dico che qui è tutto tappezzato di Regeni. Io non ti dico una stupidaggine, sono balconi, bandiere, e però se un mio amico vuole mettere il cartello che dire che lì c'è il ristorante, non può farlo, perché, come dire, la corsia stradale, chi guida può essere in qualche modo distratto dal cartello del ristorante, ma di Regeni ce n'è dappertutto. Chiedo scusa, forse c'è una piccola differenza tra un ragazzo torturato dai servizi segreti egiziani e l'insegna di un ristorante. Forse, onestamente non ho capito il senso del tuo intervento. Comunque, ti ringrazio molto delle tue parole. Giulio, Fausto, prego.
Sì, e tra l'altro oltre ai casi citati nell'articolo, poi sono stato contattato per esempio da Vincenzo Iannucci, che è un altro buco nero di un italiano bloccato prima in carcere, adesso diciamo deve in libertà provvisoria a Gibuti, no? Dove deve andare a firmare ogni settimana, e lui anche là è stato incastrato con l'aspetto peggiorativo che in questa braccio di ferro economico che il socio è il console onorario a Gibuti, quindi insomma in questo caso anche la Farnesina è in difficoltà, ma ce ne sono tanti, no? Che io stesso non conoscevo, al di là di quelli famosi di Chico Forti e Zernaro, su cui è doveroso, penso, accendere i riflettori, come è doveroso, e lo ribadisco, insomma, comunque batterci per arrivare per portare avanti il processo riguardante Giulio Regeni, insomma, ecco, che dopo ci siano gli striscioni in tutta Italia in cui si dice verità per Giulio. Ecco, io aggiungerei solo, come l'ho detto anche quando vado a parlare nelle scuole, tutte le verità del caso Giulio Regeni devono venire alla luce, e forse solo in parte sono venute alla luce, perché è vero, è indubbio che è stato ucciso e torturato i servizi, da un gruppo, insomma, da una costra dei servizi. Non ho ancora capito, perché poi hanno fatto ritrovare il corpo che aveva evidenti segni di tortura, e soprattutto mi risulta ancora in parte oscuro e comunque da indagare il ruolo di Cambridge, che è stato molto reticente, insomma, soprattutto di queste sue tutor, questi suoi insomma docenti che l'hanno mandato in Egitto, e lui anche tra l'altro negli ultimi giorni, prima di venire preso prigioniero, insomma, e torturato fino alla morte, lui scriveva anche che voleva tornarsene, insomma, a casa, perché qualcosa non gli quadrava. Quindi insomma c'è ancora molto da scrivere sul caso Regeni, e per scriverlo anche è doveroso che il processo vada avanti, venga fatto, che non ci siano meline, insomma, burocratico-giudiziarie, ovviamente politiche fra l'Egitto e l'Italia su questo orribile caso. Insomma, questo certo. fatto. Però, ripeto, al di là di questo orribile caso, al di là del fatto che battiamoci pure anche per Zaki, mi sembra, come ho detto all'inizio, ingiusto invece dimenticare i cittadini italiani talvolta incastrati in giro per il mondo. Esatto. Poi ci sono dei libri che ho citato anche se nell'articolo, in cui hanno raccontato storie incredibili, insomma, di gente, di italiani che in carcere in Messico, insomma, sono stati ammazzati, di altri che a Bari sono stati incarcerati per un anno, insomma, perché non avevano, la polizia sosteneva che fosse irregolare il loro permesso di soggiorno, cioè insomma casi assolutamente eclatanti che vanno sottolineati, evidenziati e soprattutto non dimenticati. Fausto, un'ultima domanda. Tu hai anche intervistato Massimiliano Latorre per l'incredibile vicenda dei due Marò, appunto lui insieme a Salvatore Girone hanno dovuto subire anche la detenzione in India, uomini d'armi della Marina Militare Italiana. Ecco, io sto pensando invece a quel tale che facendo lo spericolato con un F-16 americano, quello che era, tirò giù la funivia del Cermis nel 1998, ma non ha mai avuto il piacere di conoscere un magistrato italiano. Ecco, ma perché Latorre e Girone hanno dovuto pagare questo prezzo? E lo chiedo a uno che è stato in carcere in Afghanistan negli anni '80. Quindi sai quello di cui stai parlando. Certo, non c'è solo il caso di Cermis, ce ne sono anche altri, insomma, il mitragliere Lozano No? che ha sparato, insomma, a Calipari, il numero 2 del Sismi, poi
insomma, la situazione era molto complessa, però insomma gli americani certo, giusto o sbagliato che sia, non lasciano indietro i loro uomini, questo è un dato di fatto. Invece nel caso dei due fucilieri Marina, La Torre e Girone, per concludere la loro odissea, per dire la parola fine, con la definitiva archiviazione dell'inchiesta che era stata aperta anche in Italia, ci sono voluti 10 anni. 10 anni, e questo è l'aspetto incredibile, compresa periodi di carcerazione in India, poi di libertà provvisoria, arresti domiciliari all'ambasciata a Delhi, e poi il lungo periodo dell'arbitrato internazionale, e alla fine questa inchiesta, io sto preparando proprio un articolo per Panorama leggendo le carte, questa inchiesta fa riferimento per esempio a deposizioni di La Torre e Girone del 2012, del 2013, cioè come dire, no? Questa era la strada, la giurisdizione era italiana, gli indiani furbescamente o meno non l'hanno mai voluto capire fino a che non si è andata all'arbitrato internazionale, gli hanno spiegato chiaro e tondo che era italiana, e se ci fosse stata italiana fin dall'inizio, se i nostri non fossero tornati indietro, ma poi subivano un'inchiesta, eventualmente un processo in Italia, le cose sarebbero state chiarite subito e non ci sarebbero voluti 10 anni per arrivare all'archiviazione e per istituire in qualche maniera, anche se con gravissimo ritardo, La Torre ha avuto anche un ictus, insomma, cioè delle vite sconvolte, per istituire l'onore ai nostri barò. Fausto, più chiaro di così non si poteva essere. Grazie del tuo tempo e grazie per essere stato con noi quest'oggi. Grazie a voi. Grazie a te, voi. buon lavoro. Noi andiamo in pausa, we'll be right back, a tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Tra l'altro ho notato che questa videocamera che è stata messa qua di lato riecheggiava qualcosa che io avevo già visto. Ecco, questa è la posizione più o meno che aveva Giancarlo Santalmassi quando conduceva il TG2 nel 78, TG2 ore 13. Quindi come vedete è tutto un gioco di citazioni e di rimandi quello che accade nelle nostre vite. Io voglio ringraziare Fausto Biloslavo per la sua testimonianza, perché appunto, come vedete, esistono giornalisti che hanno i cabasisi di andare nelle zone di conflitto e raccontarle, e questa è l'essenza del giornalismo professionale, che è fatto di facce e storie, perché è molto facile potersi dire o pensarsi giornalisti quando uno pesta 4 tasti sulla tastiera e arrivederci e grazie. Andare direttamente sul campo a vedere la gente che muore in realtà è giornalismo. Quelli che fanno i video su internet e poi li postano sui portali e ti vengono a dire io sto facendo giornalismo, beh, non credo che avrebbero il coraggio di andare in Libia o nell'Afghanistan degli anni 80 o di adesso a raccontare quello che accade. Il giornalismo, come vedete, ha una sua dignità. Voglio salutare Federico il Meneghino Volante in plancia comando della nostra regia, e adesso sarebbe il momento appunto dell'immenso Edoardo Montolli, ma lascio l'editoriale a un opinionista che oggi abbiamo appositamente invitato qui con noi, perché si parla di auto elettrica, l'editoriale di Ponch Poncerello.
LI7, qui Meri 3, stiamo per intervenire, era il 1978 e questo era il tema completo dei Chips, dura 4 minuti, non possiamo mettervelo tutto quanto, però chiaramente, diciamo così, pur non potendolo mandare in onda per intero, crediamo di aver reso abbastanza l'idea, il resto ve lo trovate su YouTube. Ebbene sì, ladies and gentlemen, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi e attenzione, abbiamo una telefonata, la passiamo subito. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Buongiorno Antonino. Buondì. No, ma intanto che noi perdiamo tempo, no, a andare dietro le paturne di Maio, di Grillo e di Conte e tutte quelle storielle lì, no? Ci sono i titoli bancari che ci stanno mangiando e erodendo tutto il nostro guadagno, va bene, di poveri cristi come me, come tanti altri, insomma, che hanno investito qualche decina di migliaia di euro, i titoli si stanno mangiando tutti. Di questo dovreste parlare, dovreste invitare qualche economista per dire, cioè è un momento difficile questo qui. Non so, oggi pomeriggio alle 16:30 avrai tutte le tue risposte e tutte le tue domande, perché c'è appunto Pop Economia e poi Rumore con Alessandra Mori, quindi c'è il professor Gualtieri, chi meglio di lui? Va bene. Anzi, grazie per avermelo segnalato, così noi siamo aziendalisti, quindi a maggior ragione facciamo reclama ai nostri programmi. Grazie ancora. Guarda, alle 16:30 sintonizzati e vedrai che avrai tutte le risposte che vuoi e potrai anche intervenire per porgli le domande del caso. Ok, ciao, grazie. Grazie a te. E allora, intanto vi vorrei ricordare, siete andati su radiolibertà.net o radioliberta.net? Se ci andate potete trovare tutte le possibili modalità di abbonamento che vanno dagli umili appunto 8 euro, o meglio i semplici 8 euro mensili che vi fanno entrare nella Hall of Fame, fino ad arrivare ai 40 euro del livello tutte tempestate di diamanti, che è quello appunto Creator, che vi permette di essere coautori e co-conduttori di una puntata dello show che più preferite. E allora insomma collegatevi, date una bella occhiata, andate a vedere appunto il nostro sito, tra poco comparirà alle mie spalle e naturalmente potrete, eccolo qua, guardate che bel sito anche che abbiamo, e potrete naturalmente sostenere la vostra radio, sentirla un po' più vostra. Il tema del momento di Edoardo Montolli di oggi, ed ecco perché abbiamo messo i Chips, è l'auto elettrica. Stamattina Edoardo Montolli è in edicola con Cronaca Vera e naturalmente ecco mi rimetto nella postazione Sant'Almassi, auspice il nostro Federico, e stamattina appunto su Cronaca Vera il nostro Edoardo Montolli con molta attenzione, con molta precisione scrive: «È l'auto elettrica bellezza. Un pensionato inglese ha acquistato nel 2018 una Mercedes classe E ibrida usata di 4 anni. Agli inizi del 22 il display sul cruscotto gli ha indicato un messaggio d'errore, costringendolo a rivolgersi al concessionario. Lì l'uomo è stato informato che avrebbe dovuto cambiare la batteria elettrica del mezzo. Succede. Con le auto a benzina e diesel è una consuetudine che si verifica almeno ogni 3 anni. Tra parentesi, avviene di solito quando più ne hai bisogno e non riesci a trovare la batteria di ricambio, ma questa è un'altra storia. Finisce, scrive ancora Montolli, che ci tocca mettere mano al portafogli per tirar fuori più o meno, a seconda della potenza della batteria, un centinaio di euro. Le macchine ibride ed elettriche sono molto più recenti e ancora non abbiamo idea dei prezzi dei ricambi. Essendo quindi la garanzia scaduta, il pensionato inglese ha chiesto quale fosse il costo e per poco non gli è venuto il colpo. Qualcosa come 15.000 sterline, l'equivalente di 16.000 euro, oltre a manodopera da 200 sterline l'ora. Peccato che l'auto ne valesse 13.000. Parafrasando Humphrey Bogart, è il futuro bellezza e tu non puoi farci niente, niente. Il sito automobile.it infatti ha fatto 2 conti. Il costo di una batteria per una Smart Fortwo EQ viaggia intorno ai 9.000 euro, per quella di una Mercedes EQC ce ne vogliono più di 40.000. Per questo, scrive, le case propongono garanzie di non meno di 8 anni.
Ma parlando fuori dai denti questo non ci rassicura affatto. Perché, come dire, c'è gente che cambia auto ogni 20 anni e che non può o non vuole permettersi di affrontare cifre iperboliche magari dopo appena 9-10 anni. Soprattutto non si capisce perché il prezzo della famigerata transizione ecologica che vogliono farci passare come rivoluzione tutta a nostro beneficio debba sempre e comunque gravare pesantemente solo sulle nostre tasche. Già per prendere una macchina elettrica bisogna sborsare una fortuna, figuriamoci di doverci dissanguare ogni 9-10 anni. Però va così. Anzi, stiamo accettando ogni novità col sorriso stampato sulla bocca. A Palazzo hanno deciso che il diesel, il carburante che una volta veniva definito pulito, inquina troppo e a forza di divieti green gli stanno impedendo di circolare. Vi ricorda qualcosa? Lo stesso si vuole imporre con la benzina. Lo stop alla produzione è previsto per il 2035. È tutto green, pulito, ecologico. Certo, naturalmente anche la corrente costa e da quest'anno, ironia della sorte, costa quasi il doppio almeno a casa. Alla colonnina il prezzo varia da 0,45 euro al kilowatt per una ricarica lenta con potenza di 22 kWh ai 0,50 euro per kilowatt per una ricarica veloce. Presto vedrete, aumenterà ancora e ancora. Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, la Fiat per intenderci, ha detto molto chiaramente: l'elettrificazione è una scelta politica che spinge al rialzo i prezzi delle automobili e di conseguenza rischia di tagliare fuori il ceto medio dall'acquisto di nuovi veicoli. Altrettanto chiaramente, riporta il Sole 24 Ore, ha più volte dichiarato nei mesi scorsi che i costi di produzione negli impianti del nostro paese sono significativamente più alti per unità assemblata, a volte il doppio, rispetto alle fabbriche di altri paesi europei, nonostante un costo del lavoro più basso. Il futuro che ci aspetta è dunque un orizzonte che si sta già stagliando a Bari, dove lo stabilimento Bosch ha annunciato 700 esuberi su 1700 dipendenti in 5 anni. È a rischio la stessa esistenza della fabbrica, in cui l'80% della forza lavoro è ancora impegnata sul diesel. Ecco, piccola nota a margine. L'impianto di Bari fabbrica le componenti del sistema Common Rail, che è alla base dell'iniezione dei diesel veloci del nostro tempo. Veloci e molto più puliti rispetto a quelli che c'erano non 40 anni fa, ma appena 20-25. Pensate che il Common Rail è un concetto che è stato messo a punto dall'Università di Bari nel 1980 e che non venne industrializzato in Italia, se lo prese la tedesca Bosch. Come vedete, tutto si tiene. Questa è una nota a margine che vi faccio. Torniamo a noi, a Edoardo Montolli. Immaginate cosa accadrà a breve all'intero comparto automobilistico e all'immenso mondo che gli ruota intorno, fatto di migliaia di piccole e medie imprese, rivendite, meccanici, fornitori di vario genere, e a cascata sul resto dell'economia del paese. E tutto perché lor signori, il governo dei migliori, come amano definirli gli zerbini più gettonati dalla stampa, hanno deciso che il nostro futuro sarà green, sarà elettrico, anche se molto probabilmente ci toccherà andare a piedi. Edoardo Montolli lo potete trovare, oltre che stamattina in edicola con Cronaca Vera, anche e soprattutto con frontedelblog.it, il suo bellissimo sito. C'è poco da aggiungere, sapete, conoscete tutti quanti la mia passione per i motori, conoscete la mia passione per l'Alfa Romeo, tra l'altro oggi è il giorno in cui viene presentata la Tonale, questa nuova piccola sportiva del Biscione, piccola SUV, speriamo che faccia grandi numeri perché sono i modelli popolari, quelli che poi naturalmente generano quegli introiti che permettono di sviluppare modelli più raffinati e naturalmente costosi. Purtroppo questa frenesia e questa fregola della corrente elettrica, questo mantra indotto, questo gretinismo a ripetizione distruggerà un settore. Distruggerà un settore perché appunto c'è tutto un settore di autoricambi, anche dell'autoricambio d'epoca. Perché vedete, quando finirà la benzina nel 2035 o comunque quando finirà la produzione di veicoli a combustione interna, sì, ci sarà ancora un parco circolante, ma questo parco circolante necessariamente, come è stato all'arrivo per esempio del digitale, no? Quando arrivò il digitale nella fotografia,
La gente cominciò a buttare di corsa e d'urgenza reflex, ottiche pregiate, macchine fotografiche e così via. Ma perché devo scattare 36 fotografie e pagare per lo sviluppo, quando invece posso tranquillamente scattarne 3000 con la nuova macchinetta digitale? E quindi tutta questa roba è stata buttata via. Ansia da nuovismo. Poi sapete che cosa è successo? È successa un'altra cosa, che come sempre accade, certe tecnologie non è che spariscono, vengono accantonate e poi ritornano. E quando tornano, siccome ce n'è molta di meno di offerta e c'è molta meno domanda, o meglio, la domanda rinasce, ma l'offerta è molto poca, e quindi i prezzi salgono. Quanto costa oggi un rullino da 36 pose? Federico, tu lo hai comprato un rullino da 36 pose? Non rimembro. Te lo dico io quanto costa un rullino da 36 pose, perché io continuo a scattare le fotografie in pellicola, sia colore che bianco e nero, 35 mm e formato 120, già che ci siamo pure. Bene, un rullino da 36 pose, un Fuji da 200, manco stiamo parlando del Superia, quello da 400... Quello lì mi costa, dai miei amici tamburini a Castano Primo, la bellezza di 8 euro. Sai quanto costava qualche anno fa un rullino che te lo tiravano in testa perché dovevano svuotare i magazzini nei negozi di fotografia? 2,50 euro era pure troppo. E ti compravi il Kodak Color Plus da 200. Mi ricordo, che è pure vagamente. Una bella pellicola. Ero piccolino, ma mi ricordo, sì. Che è pure una bella pellicola. Ora... Capite bene, è così per esempio i dischi di vinile. Quanto costa comprare un disco di vinile oggi? Nuovo? Più di 25 euro. Ecco, e lo sapete che quest'anno, anzi l'anno scorso, la vendita dei vinili ha superato quella dei CD e non succedeva da 30 anni e più? Però un disco di vinile ora costa 25 euro. Quanto costa un buon piatto per metterci su un buon vinile? Ecco, vedete, con l'automobile a combustione interna sarà così, quindi arriveremo a un punto in cui tutto un mondo di collezionisti, gente che aveva riparato e restaurato la 1 perché era di papà, o l'Alfa 33 che era del nonno e così via, non troverà più i ricambi. Oppure, molto più semplicemente, i ricambi cominceranno a costare un sacco di soldi, perché in realtà saranno sempre meno quelli che si potranno permettere, come diceva giustamente Danilo Cambrini sabato scorso al garage dell'Alfista, potranno permettersi il gioco e la passione di avere un'auto d'epoca. E quindi anche l'automobile a combustione interna, che adesso viene schifata in tutti i modi, diventerà esattamente un settore ad alto reddito, un settore di lusso. Sabato io vi porterò all'Afra, saremo in diretta all'Afra di Settimo Milanese, dove voi potrete vedere che cosa significa avere i ricambi d'epoca avvolti nella carta velina dal 1950 o i pezzi per esempio di lamierato delle Giuliette degli anni 50 che aspettano ancora di fare il loro dovere. Pensate che lo stabilimento che le ha prodotte non esiste più, il Portello. Ci hanno fatto un parco giochi. Eppure, vedete, quei ricambi e la produzione di repliche di quei ricambi, perché tanti non si trovano più, per esempio, quello è tutto un settore che diventerà estremamente redditizio per chi riuscirà a resistere alla bufera. E la bufera lascerà tanti ricambisti per strada, lascerà tanti meccanici, autoriparatori e così via. Perché? Perché la gente correrà a prendersi l'auto elettrica, perché dovremo inquinare di meno, perché finirà la benzina, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta su Ecos, la rivista dell'Eni, ho letto un intervento del ministro del petrolio saudita. Guardate che l'età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, e così l'età del petrolio non finirà perché è finito il petrolio. Ed è proprio così, sta finendo perché ci stanno facendo il lavaggio del cervello. Allora, vediamo un po' le zappe che sono arrivate. Ciao Antonino, ma secondo te la Giulietta verrà ancora costruita su nuovi modelli? Forza Alfa e Forza Lega. Stefano dall'Isola d'Elba. E io lo spero perché secondo me qui c'è bisogno di fare una bella gamma ampia, coprire tutti i settori, perché le potenzialità per costruirle ci sono. Tu pensa solo che la piattaforma Giorgio, su cui è basata la Giulia e anche lo Stelvio, può dare vita ad almeno 5 modelli nel giro di un anno l'uno. Basta un anno sulla base della piattaforma Giorgio per sviluppare un nuovo modello.
Ne hanno fatti solo 2, quindi ancora 3 ce li possiamo sparare. E pensa per esempio alla potenziale futura Alfetta che dovrebbe essere questa Giulia allungata o comunque su base Giorgia allungata. Pensa il famoso coupé da 700 cavalli di cui si parla da molto tempo. Cioè tutta sta roba volendo si può fare, però per farla ci vogliono i soldi. E i soldi chi è che li fa in un'impresa privata? I modelli popolari. Tutto qui. Poi andiamo avanti, vediamo che altro c'è. Quando a Milano ho visto i vigili urbani sui monopattini elettrici ho capito tutto e ho provato tanta tenerezza. Questo è il nostro Gianluca. Gianluca, ti ricordi quando gli diedero l'arna? Dante non avrebbe potuto immaginare una punizione migliore. No, però ammetto che ancora con l'arna ancora andava bene, ma ora che gli hanno dato in effetti i monopattini, sì, questa è la punizione più cattiva che si potesse scogitare contro i poveri Ghisa Meneghini, veramente. Il nostro affetto per i Ghisa Meneghini costretti ad andare in giro col monopattino. Allora, vediamo un po' che altro succede. 2 telefonate abbiamo e allora le passiamo subito. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Ciao Antonino, sono Dario, come stai? Benvenuto, ma io abbastanza bene, devo dire la verità, quindi dimmi tutto. Meno male. Poi oggi a Milano c'è il sole. Quindi... anche qua a Genova, anche qua. Dove? Un bel sole. A Genova, no? Sì. Vai. Senti, mi è piaciuto stamattina col tuo collega giornalista per gli italiani dimenticati nelle prigioni. Il faccia a faccia con Biloslavo. Una gran bella cosa hai fatto. E hai ricordato il discorso dei nostri marò. Allora questi ragazzi che sono stati secondo me traditi dallo Stato italiano per molti motivi. Primo, la nave non doveva andare in India, che era in acque internazionali, 1. Secondo, non si capisce come mai l'Italia ha risarcito le famiglie di quei poveri pescatori morti, che per carità io non dico niente, però così hanno dato l'impressione che erano stati nostri. Terzo, l'India aveva concesso ai marò di tornare in Italia per Natale, ma li voleva indietro. Quando hanno provato a farli rimanere, hanno minacciato gli indiani di mandare l'ambasciatore nostro in Gattabuia. Bene, secondo me avrebbe dovuto andarci l'ambasciatore, così almeno il casino grosso sarebbe scoppiato, ancora più grosso, e l'arbitrato l'avrebbero fatto subito, non dopo tutti questi anni. Ma sai, quando sei una nazione dovresti anche avere un certo status nel mondo e nessuno si dovrebbe permettere di metterti i piedi in faccia, a maggior ragione che si tratta di uomini d'arme, appunto. Io credo di sapere come può essersi sentito Massimiliano Latorre o come si può essere sentito Salvatore Girone, perché io ricordo la buonanima di mio nonno che mentre era prigioniero in Sudafrica durante la Seconda Guerra Mondiale arrivò la notizia dell'8 settembre dell'armistizio, ma soprattutto arrivò la notizia del fatto che Badoglio era scappato insieme con Sciaboletta, Vittorio Emanuele III, la regina Elena del Montenegro e il futuro Umberto II di Savoia. Se ne erano scappati a gambe levate da Roma ed erano andati a imbarcarsi sulla corvetta Baionetta a Pescara. Ecco, mio nonno non disprezzava nessuno, era una delle persone più buone del mondo che io abbia conosciuto, ma credimi, quando pronunciava solo il nome Badoglio, tu vedevi proprio materializzarsi il senso del disprezzo, proprio l'essenza del disprezzo. Perché Badoglio? Perché ci ha lasciati soli. E qui forse c'è stato qualche Badoglio. Forse c'è stato. Scegliete voi chi. Un'ultima telefonata perché sono le 11:55 e io ho solo 30 secondi. Pronto, chi è là? Ciao, sono Marino. Ciao Marino. Da Brescia. Vai. Qui a Brescia invece voi parlate dei monopattini elettrici. Qua a Brescia sono anni che la polizia municipale ha le bighe elettriche, le hai presenti? Ah, i Segway, sì. Sì, abbiamo proprio superato Milano e anche qui siamo vittime di una giunta catto comunista che va dal catto comunismo all'estrema sinistra, che fa follia a tutto spiano. Certo che è un bel derby. Veloce, poi chiudo. Cosa ne pensi delle auto invece a idrogeno? Ciao Antonino.
Antonino, buona giornata. Ciao carissimo, e l'idrogeno potrebbe essere qualcosa di molto interessante, specie col motore Wankel, quello con rotore interno che solo la Mazda è riuscita a domare, perché è un motore non facile da costruire, tolleranze molto particolari, metalli molto ricercati, però forse con l'idrogeno potrebbe essere il suo momento. Grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle nostre magiche onde di Radio Libertà. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è dei Maroon 5, She Will Be Loved 2002. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato